bene, Ivo. E questa? Questa è la colonna sonora dei nostri viaggi, tra paesaggi magnifici e storie incredibili. Pronto? Prontissimo! Via! Ivo Gallo, Dimmi Lele Marcatta! sei contento? Contentissimo! E come non esserlo qui a Jesolo? Ma soprattutto, come mai? Perché questa è la nostra puntata speciale dedicata al Natale. Abbiamo scelto questa località importante per il turismo europeo perché trionfa di luci, colori, ma soprattutto di uno dei presepi più importanti del mondo. Andiamo? Ovviamente! Guardate che spettacolo, tanta bellezza, il paesaggio che trionfa anche in questo litorale. Siamo a Jesolo, la città dei tre nomi. Tutto parte con Equilium, siamo in epoca classica. Dovete immaginare questo litorale non antropizzato, riempito di tanti cavalli pascolanti, da qui il nome Equilium. Poi ci fu un periodo di depressione dovuto alla fine dell'impero, all'arrivo delle invasioni barbariche, e tutto culmina con l'eccidio di Opitergium, dio d'Erzo. Le genti si spostano a causa dell'arrivo dei Longobardi dall'entroterra per guadagnare il mare Adriatico e le isole, questo per cercare maggior protezione. Da quel momento, intorno all'anno 1000, questa località conosce un fiorente sviluppo dovuto soprattutto alle comunicazioni via mare e via fiume. I fiumi sono importanti a Jesolo, sono importanti perché ne hanno disegnato la geografia per centinaia di anni. Ciò che vediamo oggi è frutto di tante stratificazioni, sia storiche ma anche idrogeografiche. E in quel momento di splendore addirittura a Jesolo si guadagna la cattedra vescovile, Santa Maria, di cui rimangono i resti di quelle antiche vestigia in vie, antiche mura, nel paese di Jesolo. Ci fu poi un altro momento difficile dovuto all'azione delle alluvioni, dei detriti che i fiumi portavano verso la laguna nord e verso l'Adriatico, che crearono zone di impaludimento, quindi insalubri. Addirittura con la soppressione nel 1466 della cattedra e quindi della sede vescovile. Un periodo piuttosto calmo, e si arriva poi a fine 400. In particolare nel 1499 venne inaugurato il canale Cavetta, che oggi congiunge i due alvei della Piave, la Piave vecchia e la Piave quella nuova che sfocia a Cortellazzo. Questo canale si chiamava Cava in veneziano e chi progettò questo imponente lavoro idraulico fu l'ingegner Zuccarin, da cui il nome della località Cava Zuccherina. Quindi cava, canale dell'ingegner Zuccarin. Arriviamo agli anni 30 e Jesolo assume il nome attuale, quindi la chiamiamo, ricordando la sua storia, la città proprio dai tre nomi. Oggi questo lido che vediamo d'inverno, così magicamente colorato, rappresenta uno dei luoghi più visitati in Europa, una delle località marittime più importanti d'Italia, che accoglie ogni anno oltre 5 milioni di turisti. Ma siamo qui per viverla dal punto di vista delle feste, del Natale. E Jesolo da 21 anni costruisce un imponente presepe di sabbia, quest'anno 13 statue, di cui 12 dedicate alla vita di San Francesco e la grande natività. Entreremo proprio lì, all'interno di quel padiglione, dove ci aspettano Elena Lana,
una bravissima scultrice e il sindaco di questa stupenda città che è Jesolo. Questa è una, Cazzuola? io sono un... No, non lo dico. Siamo all'interno del cantiere, Elena, del Sand Activity. Sì. Sono tanti anni che tu bazzichi in mezzo 16. queste quintalate di sabbia, no? Esatto. Quanta sabbia si usa? Allora, ogni edizione usiamo 1500 tonnellate di sabbia. Di sabbia di Jesolo. Sabbia nostra, certo. Perché poi quella che è stata usata a San Pietro in Vaticano anni fa e quella che viene usata quest'anno ad Assisi è sempre... Sempre la nostra sabbia. Si Pensate, riconosce? pensate che sono partiti dei camion l'altro giorno in direzione Assisi Esatto. perché è necessario che la sabbia sia questa. Per quale motivo? La sabbia di Jesolo è una sabbia particolare e il procedimento che serve per realizzare le sculture di sabbia sussiste nel compattarla in un modo molto rigido all'interno di casseforme. Quindi la sabbia deve avere delle particolarità per cui ogni granello si compatta bene insieme all'altro, appunto attraverso questo metodo di compressione della sabbia. Vengono utilizzate queste casseforme che vedete qua in parte, vengono fatte... Sopra una. Esatto, noi siamo seduti sopra il primo livello, quindi vengono fatte queste grandi scatole di legno al cui interno viene pressata la sabbia. Sì. E la sabbia di Jesolo, appunto, una volta pressata ha la particolarità di rimanere molto molto solida e quindi questo permette agli scultori di lavorare anche nei minimi dettagli con delle tecniche particolari per cui riescono anche a scavare abbastanza profondamente nel blocco di sabbia. E ogni anno si realizza questa iniziativa che è diventata sempre più importante nel mondo, riconosciuta ovunque, che sia Jesolo abbia la leadership nella scultura di sabbia nel mondo, legata poi ovviamente al Natale, non solo perché l'ha fatta anche d'estate, no? Sì. E com'è stare qua? Com'è lavorare con queste persone che vengono da ogni parte del mondo? Com'è il tuo lavoro, Elena? Spettacolare, direi. È bellissimo perché ogni anno ritrovi un gruppo di artisti che ha un livello di abilità altissimo, perché qua a Jesolo appunto la manifestazione ormai è cresciuta, sono tanti anni che la facciamo, sono 21 anni e quindi anno dopo anno si è cercato anche di coinvolgere artisti ovviamente di una qualità sempre più alta e questo si può vedere benissimo dalle opere che vengono realizzate. Io avevo 16 anni la prima volta che sono entrata nel mondo di Sand Activity perché ho fatto uno stage intanto che frequentavo il liceo artistico di Venezia e quindi ho partecipato per la prima volta appunto a questi 10 giorni di cantiere aiutando gli scultori. Ricordiamo che l'anno scorso quasi 150.000 persone sono entrate qui, hanno guadagnato questa tensostruttura In 2 mesi, in 2 mesi, quindi pensate quanta gente vicino a Piazza Brescia e tutti quando entrano dimostrano questo volto stupefatto da tanta bellezza. Sembra, cara Elena, che queste statue molte volte ci parlino, vogliono raccontarci qualcosa e mai come quest'anno lanciarci ovviamente un messaggio di pace. Grazie Elena. Grazie Daniele. Grazie di cuore. E viva il Sand Activity! Quest'anno il tema che è stato scelto è San Francesco per ricordare gli 800 anni dalla prima realizzazione di un'attività che fece proprio San Francesco a Greggio 800 anni fa. Quindi ci troviamo qua, siamo 14 scultori da tutto il mondo e ognuno ha realizzato una scena della vita di San Francesco e oggi siamo quasi addirittura di arrivo, quindi mancano pochi giorni a terminare questa esposizione.
Ma non finisce qui, perché il presepe di sabbia di Jesolo si sposta anche ad Assisi e dopo questa esposizione, finita tra pochi giorni, alcuni di noi, 3 scultori, andranno ad Assisi e realizzeranno un'altra scultura dedicata alla Natività. Torna Jesolo Nativity, che è l'evento simbolo del Natale isolano, un Natale che ormai si è affermato come il più importante delle spiagge italiane. Jesolo Nativity, la sua 21esima edizione, quest'anno continua ad esplorare e raccontare il tema della pace. Già iniziato lo scorso anno, in un mondo che purtroppo ci racconta ancora delle guerre, abbiamo voluto che Jesolo Nativity dovesse continuare ad essere un momento anche per lanciare e raccontare dei messaggi importanti. Quest'anno il tema della pace verrà affrontato grazie alla figura di San Francesco, che rappresenta per la cristianità, ma per il mondo intero un grande messaggio di pace. Il messaggio di pace che sarà ulteriormente raccontato grazie anche a una collaborazione molto importante con Assisi. Difatti le nostre sculture, la nostra sabbia saranno direttamente vicino alla Basilica di San Francesco d'Assisi. Jesolo Nativity rappresenta per noi davvero un grande vanto, un evento che ogni anno raccoglie le visite di più di 100.000 persone e quindi davvero un grande momento di racconto, ma un grande momento artistico con scultori da tutto il mondo che arrivano a Jesolo e permettono appunto di realizzare questa bellissima attività alle spalle di Piazza Brescia. Gallo. Dimmi Lele Marcassa. Stiamo raggiungendo il J Museo di Jesolo. Sì, un prezioso hub multiculturale. I primi 2 piani sono dedicati al Museo di Storia Naturale. Il terzo e il quarto piano invece a mostre temporanee davvero importanti. Andiamo a vedere? Sì, sono curiosissimo. Benvenuti al Museo Civico di Storia Naturale di Jesolo, che riapre i suoi battenti con i suoi primi 2000 metri quadri espositivi, totalmente rinnovato anche sotto il profilo dell'interattività e della multimediatica. Gli allestimenti non hanno voluto trascurare il vasto pubblico, che è principalmente formato da famiglie con a seguito i propri figlioli, ma soprattutto le scolaresche di ogni livello e grado. Le collezioni storiche anch'esse sono state in qualche modo valorizzate ed esposte per i più addetti ai settori, senza trascurare la parte della collezione di Casa Savoia, la collezione appunto zoologica, quella che ha permesso in questi ultimi 20 anni di portare il Civico Museo di Storia Naturale di Jesolo ad avere oltre 30.000 ragazzi all'anno delle scuole in visita. Non trascurabile è il piano dedicato all'ultima era glaciale, che è ritenuto uno degli allestimenti e delle sezioni museali più importanti a livello europeo, con la sua scenografia di 3 mammut adulti e un cucciolo in movimento, ma soprattutto le centinaia di fossili originali che riguardano proprio questo importante periodo della glaciazione. Anche al primo piano la sezione sul Giurassico vede decine e decine di fedeli ricostruzioni a grandezza naturale di dinosauri e non solo. Vi aspettiamo numerosi in questo nuovo museo.
Caro Roberto, ci siamo immersi nell'era glaciale. Eh sì. Hai questa freddo? volta- Io no, lui sì forse. No, no. Come vedete qui abbiamo un micro diorama con un orso delle caverne, l'orso Speleus e i Neanderthal, fantomatici. Qua un rinoceronte lanoso col suo cucciolo. E poi ancora uno scorcio di quello che doveva essere un villaggio dei Neanderthal nel periodo estivo nella tundra. Non c'erano alberi, quindi la struttura che reggeva i loro ripari erano le zanne di mammut e le pelli degli stessi che facevano da copertura. E poi ancora il lupo, e qui è proprio il momento della domesticazione del lupo, da cui abbiamo ottenuto poi tutte quelle razze, quelle varietà odierne. L'uro, l'antenato degli attuali buoi o delle vacche da latte, e poi ancora il cervo dalle corna a cespuglio, tutti i grandi carnivori, la tigre a denti a sciabola, il leone delle caverne, la iena dal muso corto, ma soprattutto... sì, questa forse è l'unica scenografia al mondo dove si possono ammirare 3 mammut adulti con un cucciolo in movimento, nelle loro reali dimensioni. Fantastico. Io sono davvero appagato e credo che un ragazzino, soprattutto quando entra in un luogo del genere, possa davvero percepire cos'è la preistoria, cosa siamo stati, pensando a cosa diventeremo forse un giorno. Sì, il Museo di Storia Naturale di Jesolo, partendo dal grande evoluzionista Charles Darwin, cerca proprio con queste esposizioni di far comprendere a ritroso tutta quella che è stata la nostra evoluzione. Bene. E adattamento climatico e ai cambiamenti e ai mutamenti della Terra. Roberto, ci porti in un'altra sala? Sì. Evolviamo. Dove andiamo? Dove? Penetriamo nel Giurassico. Giurassico! Alla grande! Giurassico! Ci sono molti video multimediali che spiegano le varie ere legate alla storia antica, alla preistoria, anzi. Infatti, Roberto, noi siamo adesso all'interno dell'area dei grandi dinosauri. Sì, esatto, dove possiamo vedere i grandi carnivori come il Tiranno Rex, l'Albertosauro, ma anche molti erbivori. Interagivano tra di loro, era un gioco di vita e di morte, la predazione in quel periodo era molto sentita e molto vivace. Ma chi è Ciro? E Ciro è l'unico dinosauro che è stato trovato in Italia, nel sud Italia, al confine tra la Basilicata e la Campania, e prende il nome dal suo scopritore. E oggi sappiamo che Ciro, l'adulto, era piumato. Ah, fantastico. Come ad esempio questi rettili volanti, che erano anche loro praticamente dei dinosauri, vediamo che incominciano ad avere sul ventre i primi filamenti di cheratina, da cui genereranno poi le penne, le piume. Poi avete laboratori dove i bambini possono Laboratori interagire di con... didattica molto interessanti, anch'essi interattivi, proprio perché vogliamo che i ragazzi ricevano degli stimoli, dei messaggi che li appassionino a quello che è la materia, la complessità anche della materia delle scienze naturali. Fantastico Roberto, fantastico. Ecco, qua abbiamo un altro momento interattivo per i ragazzi che possono improvvisarsi dei paleontologi, andando a scovare un fossile, un osso fossile, lo confrontano qua su questo pannello, ecco qua il numero 4 è una costola e lo possono individuare e collocare esattamente nel punto del corpo di questo dinosauro. Lele, bellissimo, bellissimo. Sai che queste cose mi piacciono Mi tantissimo. ha fatto tornare un po' bambino. Sì. Adesso compiamo un altro percorso proprio natalizio. Facciamo una piccola pausa e dopo visiteremo il presepe di ghiaccio. Evviva!
possiamo senza dubbio affermare Concordo. che tra tutte le città litoranee della nostra magnifica penisola italiana, Concordo. Jesolo è la città dei presepi. Concordo. Perché abbiamo parlato del Sand Nativity, ma alle nostre spalle c'è un presepe di ghiaccio. Di ghiaccio. Ma è vero? Sì, è È vero, vero. ghiaccio, è freddo. Questa natività è contenuta all'interno di questa teca dove la temperatura va dai meno 10 ai meno 14 gradi. E queste sculture le hanno realizzate un'equipe di scultori, di cui 2 fanno parte anche del Sand Nativity, tra cui il direttore artistico canadese Ducharme, 2 ragazzi dalla Mongolia e Ilya, che è un ragazzo russo che si occupa anche dei presepi di sabbia. Quindi voglio dire, abbiamo la sabbia, abbiamo il ghiaccio, ma esiste anche una bellissima esposizione al J Museo, All'ultimo piano. all'ultimo piano, dove sono esposti invece i presepi artigianali fatti a mano del grande maestro Agostino Busanello. Aiutato dal gruppo parrocchiale della parrocchia di San Giovanni Battista, Jesolo Paese. Quindi abbiamo il ghiaccio, abbiamo la sabbia, ma abbiamo anche il presepe tradizionale. Io direi di riguadagnare ancora una volta il padiglione del Sand Nativity, dove avremo l'opportunità di incontrare Fra Marco della Basilica di Assisi, perché c'è questo gemellaggio Jesolo-Assisi quest'anno, e il grande Giampaolo Rossi, figura storica di questa città che orchestra insieme a tanti altri la magnificenza dei presepi jesolani. E una piccola pillola, ricorderemo quella straordinaria esperienza che ha legato Jesolo alla città del Vaticano con Papa Francesco e la grande natività in piazza San Pietro. In che anno? 2018. Quindi da presepe a presepe. Andiamo. Siamo con il signor. Seveso Cherubino di Cabbiate Brianzolo, Doc. E cosa fa qua Sono Jesolo? venuto a Jesolo per vedere i meravigliosi presepi di sabbia e di ghiaccio, sono favolosi. E se lo dovesse dire in brianzolo? Sono venuto a Jesolo a vedere i presepi i più severi del mondo. Buon Natale. Grazie, auguri, grazie, Grazie. complimenti. Ivo Gallo, Dimmi Lele sei Marcassa. contento? Contentissimo. Oggi siamo anche buoni, perché ovviamente. siamo innanzi a questa inaugurazione che sta per accadere. Pensa alla 21esima edizione dello Jesolo Sand Sand Nativity. una manifestazione legata all'arte e allo spirito che è diventata famosa in tutto il mondo dopo l'esperienza del presepe fatto in Vaticano davanti alla Basilica di San Pietro nel 2018. E quest'anno seguiremo le orme di San Francesco. Peraltro tutto si apre all'esterno con un'opera Sì. artistica di Marco Martalar, famoso scultore del legno, che recupera i pezzi del disastro della tempesta Vaia per creare davvero delle opere straordinarie. Quindi motivo in più per venire a Jesolo in queste vacanze natalizie. Tra l'altro mi hanno detto che dentro c'è una scultura che ritrae San Francesco che suona la viola, quindi Andiamo a molto scoprire. attratto dalla musica anche lui. Andiamo a scoprire cosa hanno fatto quest'anno questi bravissimi 14 artisti provenienti da tutto il mondo. Il presepe di sabbia più importante del pianeta è qui a Jesolo. Andiamo! Andiamo che adesso parte l'inaugurazione. Via! Non avrà più casa, più famiglia, non avrà. Ora avrò soltanto un padre che si chiama Dio. Forza, venite gente che in piazza si va, un grande spettacolo c'è. Francesco il padre, la romanica. Figlio degenerato che sei. Francesco è impazzito, è impazzito! Oh Grullo,
Benedici questo presepio, questi presepi, e concedi a tutti coloro che qui contempleranno il mistero dell'incarnazione di riconoscere nel bimbo avvolto in face la tua grazia apparsa sulla terra. Te lo chiediamo per l'intercessione della Vergine Madre e di San Francesco d'Assisi, nel nome del Figlio Gesù, il Principe della pace, che è benedetto nei secoli dei secoli. Amen. È un piacere essere qui con Giampaolo. Grazie. Quest'anno devo dire che l'installazione è pazzesca, cioè ogni anno si supera. Com'è nata questa idea e questo legame con Assisi e con San Francesco, Giampaolo? Quando siamo andati a Roma a fare il presepio in piazza San Pietro, abbiamo detto che quello era un'asticella che dovevamo superare sempre. Ci è venuta questa idea, San Francesco e Assisi, quindi il convento di Assisi, perché quest'anno sono 800 anni del primo presepio fatto da Francesco a Greccio. Quindi cosa di meglio che non pensare a una collaborazione diretta con il Sacro Convento. La cosa si è realizzata e siamo qui. Il presepio di sabbia è dedicata a Francesco, ad Assisi stanno lavorando a una natività con la sabbia di Jesolo, e quindi questo ponte Jesolo-Assisi. E il tema di quest'anno, legato ovviamente al messaggio di Francesco, ci porta innanzi ai nostri occhi stupiti delle sculture meravigliose che raccontano la sua vita. Certamente, diciamo che il tema è Francesco, sì, però è un Francesco riletto in chiave moderna. Cioè, se Francesco fosse oggi qui, chi sarebbe, con chi parlerebbe, con chi interagirebbe. E quindi anche le sculture che raccontano la storia di Francesco hanno questo senso di dare attualità a un personaggio che 800 anni fa è stato un rivoluzionario. Quindi l'incontro con Francesco, che è stato l'uomo degli incontri, ci ha portato ad Assisi, che è il luogo degli incontri impossibili. Ricordiamo anni fa con Papa Giovanni Paolo II l'incontro con tutte le religioni monoteiste del mondo. Il tema quindi Francesco legato però all'incontro. Questa è un po' l'idea di fondo che sorregge tutto l'impianto del Sende Nativity di quest'anno. Giampaolo, c'è una scultura in particolare che ti riempie il cuore di gioia, che ti colpisce più di altre? Sono tutte bellissime, premetto. Sì. Beh, veramente sono sculture tutte particolarmente belle. Ce n'è una che mi colpisce e che è l'incontro con il lupo. A parte la plasticità di questa figura che sembra che esca quasi dalla sua cornice, ma evoca l'incontro per eccellenza, cioè la docilità, la semplicità di Francesco con quello che nel nostro immaginario è il lupo, cioè la malvagità, è la cattiveria, è l'invidia. Questo mi evoca questa necessità dell'incontro. San Francesco rende possibile ciò che si pensa impossibile. Tu hai vissuto un tempo cittadina balneare che a un certo punto, io credo dagli anni 70, ha avuto uno sviluppo turistico sempre più importante. Siamo arrivati a 21 anni di Sende Nativity, ormai è un evento riconosciuto a livello mondiale dopo l'esperienza romana, eccetera, eccetera. Com'è cambiata questa tua città? Lo dicevo stamattina nell'incontro con i ragazzi delle scuole. Il Sende Nativity ha segnato uno stacco, un punto di rottura con le abitudini, gli usi e i costumi di questa città. D'inverno qui Jesolo proprio spegneva letteralmente le luci, via Bafile era vuota. Da quando c'è il Sende Nativity, Jesolo, la Jesolo turistica che prima andava in letargo, oggi vive.
è stato un processo graduale, ma oggi se si passa di una domenica qualsiasi in questo tempo invernale, si vede vita, c'è gente che si muove, c'è gente che viene a Jesolo, c'è gente che viene a apprezzare la nostra ospitalità. È cambiata molto. Allora evviva Jesolo, evviva il mare Adriatico, evviva il Piave, evviva il grande Giampaolo Rossi. Grazie di cuore. Grazie a voi, grazie a voi. È molto bello essere qui a questa inaugurazione dello Jesolo Sun Nativity, che ha trovato la nostra collaborazione e l'amicizia di Assisi e del Sacro Convento. Insieme abbiamo provato a immaginare Francesco in tante realtà diverse, in tante situazioni, nei suoi incontri, ma soprattutto ci siamo incontrati noi, comunità del Sacro Convento con la comunità di Jesolo, e questo è stato molto bello e dice la necessità dell'incontro, di costruire relazioni belle che costruiscano pace. Ne abbiamo tanto bisogno in questo momento, il mondo ne ha sempre bisogno e Francesco d'Assisi, araldo della pace, ci insegna anche tutto questo. Era il dicembre 2017, quando il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, ricevette da Jesolo i progetti per realizzare un sogno: portare le sculture del Sun Nativity in piazza San Pietro a Roma. Nel 2018, un'ambiziosa sfida, abbracciata con entusiasmo dal Vaticano. La macchina organizzatrice del comune di Jesolo, dopo un lungo impegno, ha realizzato un'opera d'arte religiosa, capace di emozionare grandi e piccini e soprattutto Papa Francesco. Una squadra di decine di persone, tecnici, operatori, ingegneri, trasportatori, consulenti e soprattutto artisti. Per Jesolo, certamente, ma per tutti il Sun Nativity rappresenta un sogno. L'idea, nata qualche anno fa insieme al patriarca, prende forma in una delle piazze più importanti del mondo, il cuore della cristianità, ma soprattutto il luogo dove l'arte ha rappresentato se stessa. 700 tonnellate di sabbia dal litorale veneto arrivano in piazza San Pietro e proprio quel materiale fragile, povero, attraverso l'opera di artisti eccezionali, diventa un monumento unico al mondo, una meraviglia. Il confronto con le dimensioni ciclopiche della piazza del Bernini, il presentarsi di fronte al pubblico mondiale dei fedeli, l'impegno logistico per trasportare le migliaia di tonnellate di sabbia necessarie. Tutti compiti ardui, ma che ci hanno affascinato proprio per la loro difficoltà. Le mani svelano segreti incomprensibili alla ragione. Il destino è nelle nostre mani come la sabbia da far scivolare fra le dita, come lo scorrere del tempo, la sabbia da manipolare, per giocare con la fantasia. Il presepio è un segno cristiano semplice, però è importante soprattutto se vengono valorizzate anche delle tecniche artistiche. Il luogo, lo spazio poi lo pone al centro della cattolicità, della cristianità del mondo intero. Per oltre un mese, durante il Natale, la sabbia ha disegnato l'essenza della fede, custodita da un imponente presepio, come a ricordarci la profondità che si anima nella nostra insicurezza, un'opera effimera. In pochi attimi tornerà ad essere sabbia, quasi a raccontarci che la fragilità a volte può essere scolpita fino a raggiungere la meraviglia che rivela la forza della fede o dei nostri buoni propositi. L'obiettivo finale era chiaro: realizzare il più importante presepe di sabbia della cristianità nel centro di Roma, per offrire a chi ama il Natale momenti di autentica e gioiosa contemplazione.
Ne hanno parlato le più grandi testate giornalistiche del pianeta. I più importanti telegiornali nazionali ed internazionali hanno raccontato un'impresa epica che ha illuminato il cuore di milioni di persone. Mi emoziona che in questo teatro, che è il trionfo della pietra e del marmo, 4 scultori che provengono da 4 angoli del mondo scolpiscano la meraviglia della creatività, l'umanità, la spiritualità, l'avventura del St. Nativity si può creare anche dalla sabbia quando gli artisti sono veramente bravi. La sabbia, un materiale povero, semplice, che gli scultori della Jesolo St. Nativity, con un complicato e difficile lavoro, hanno trasformato, con la loro arte, qualcosa di debole, di leggero, di fragile, in una visione solida, concreta. Dalla sabbia sono nati gli angeli, i pastori, la Sacra Famiglia, i magi, e questa natività, con l'intensità espressiva e il naturale realismo delle sculture, con la grande ricchezza dei dettagli da immaginare persino i colori dei costumi, questa natività può aver restituito a tutti noi l'auspicio di rendere solido ciò che appare debole, ricordandoci che milioni di granelli di sabbia, se messi insieme, possono costruire qualcosa di grande, di assoluto. Siamo stati attenti a monitorare attentamente tutta la fase di allestimento del cubo di sabbia. Proprio in maniera maniacale abbiamo controllato le operazioni con il nostro direttore artistico, con i nostri tecnici, per non avere sorprese. E infatti questa fase è andata benissimo, gli artisti ci hanno detto che hanno trovato una materia prima pulita perfettamente, compattata molto bene. Ci siamo poi cimentati su una copertura, perché siamo in Piazza San Pietro, non possiamo portare una qualsiasi copertura, e quindi abbiamo giocato di squadra con le autorità del Governatorato del Vaticano per portare una copertura che fosse degna di questa piazza. Lavorare in questo posto è stato un po' più difficile, ma anche più bello, perché è un luogo speciale. Ma abbiamo avvertito anche una certa pressione, perché doveva essere finito in tempo e doveva essere bello. Quindi è stata un'esperienza diversa dal solito, ma devo dire che alla fine abbiamo fatto del nostro meglio e mi auguro che le persone lo apprezzeranno. Da quel dicembre 2018, la tradizione di Jesolo di realizzare la Natività modellando quel povero materiale ha reso il St. Nativity il presepe di sabbia più conosciuto del mondo. Guardate che spettacolo, che bel posto, che bella giornata natalizia, e sono con due grandi chef, Isacco e Fabio. Grazie di avermi accolto Grazie a voi. all'interno di questo posto straordinario. Voi ci preparate qualcosa oggi, che è la cucina tipica di Jesolo,
questo locale che è il ristorante Hotel Nettuno, che è aperto anche d'inverno, quindi si può godere di questo panorama mangiando davvero delle prelibatezze. Allora, caro Fabio, cosa ci prepari oggi? Allora, oggi prepareremo un branzino, che però, visto per le festività natalizie, l'idea è appunto di darvi anche un'idea, uno spunto per la casa, chi a casa vuole prepararsi un branzino. Andremo a sfilettare il branzino, andremo a fare un turbante, quindi arrotolato su se stesso, e all'interno andremo a inserire un po' di radicchio, 2 foglie di radicchio di Treviso e i gamberi, che allora così c'è questo contrasto tra la morbidezza del filetto, che poi cucinandosi all'interno del nostro pirottino di alluminio fa sì che tutti gli aromi, i profumi rimangano chiusi all'interno, la carne risulterà molto morbida, la parte un pochettino che rimane fuori poi vedete nel piatto è un gioco di croccantezza e morbidità, perché all'interno del pirottino c'è la parte morbida e succosa, la parte esterna è quella più croccante e un po' secca. E andiamo a utilizzare appunto il radicchio di Treviso, perché è un po' il fiore d'inverno, è quello che rappresenta tutta la regione, la provincia di Treviso, ma soprattutto siamo il Veneto, il radicchio si produce un po' dappertutto e Treviso è il cuore pulsante del radicchio. Famoso ormai in tutto il mondo. Esatto. Con cosa accompagneremo poi, secondo te, Fabio, questo piatto? Secondo me questo ha bisogno di un vino un po' strutturato, un vino fresco, frizzante, una bollicina ci sarebbe molto bene, e visto che abbiamo abbinato il radicchio di Treviso, andiamo un po' più su, andrei a scegliere un Conegliano superiore di OCG, le manzane, che è un prodotto, diciamo, abbiamo anche assaggiato ieri sera che facevamo una degustazione del piatto e diciamo che c'è un po', sì, ci ha preso proprio il gusto. Le bollicine erano una gioia per il palato e per la gola. Isacco, ma voi oltre a questo piatto che fate per noi oggi, preparate tante altre cose, per esempio? Per esempio, allora, volevo intanto dare un'informazione. Stiamo usando la zucca d'Elica, che è la zucca più vecchia che è al mondo in essere, perché ha oltre 80 anni e non ci sono paragoni con nessun'altra zucca. A livello di sapore? A livello di sapore, perché è una zucca che sono riusciti a mantenere nel tempo grazie a dei bravi percussori di questo progetto. Oltre a questo piatto, noi nel litorale facciamo i nostri fritti, che sono un po' il fiore all'occhiello della nostra azienda, perché avendo tante strutture nella passeggiata e anche sul fronte mare siamo in grado di soddisfare i palati un po' di tutti, perché il pesce che noi riusciamo a reperire usando quantità importanti le reperiamo direttamente dalla fonte. Perfetto, allora direi, se siete d'accordo, devo trovare Ivo Gallo, che non so dove è finito, e poi assaggiamo questo turbante di branzino e gamberi con radicchio di Treviso e la zucca, vero? Esatto, abbinato alle bollicine del Conegliano di OCG superiore alle manzane. Fantastico. Non vediamo l'ora appunto che sia pronto per andare in degustazione. La parte più bella. Eh sì. Deve essere buonissimo. Ivo non l'ho trovato, quindi me lo mangio io. Dove sarà Ivo Gallo? Eccomi qua! Mangiamo. Sono buono. Ringraziamo. Tu ringrazi, io mangio. Ringraziamo Isacco e Fabio, ringraziamo il ristorante Nettuno per questa pietanza di mare buonissima. Evviva! E anche per questo panorama.
che bello! Caro Lele, sai che sì. io ovviamente, abitando qui a Jesolo, godo di questo panorama tutti i giorni e ogni giorno sembra diverso. No, è proprio bello, bello. Oggi poi c'è una luce pazzesca. Se sei d'accordo, rientriamo all'interno del ristorante Nettuno perché c'è Federico Caner che ci aspetta. L'assessore al turismo della regione Veneto. Esatto! Però non dimentichiamoci che c'è Furio, il nostro caro amico, che ti sta cercando per una sorpresa. Andiamo. Federico Caner! Assessore anche all'agricoltura, dimenticavo. Assolutamente sì. Che piacere trovarti all'interno Eccoci. di questo bellissimo ristorante con questa giornata meravigliosa. Caro Federico, si sta per chiudere questo 2023. Com'è andato il turismo in Veneto? Beh, direi un 2023 in teoria si dovrebbe dire positivo, ma dopo l'esperienza del Covid è una parola che cerchiamo di non usare più. Quindi diciamo che è andato bene, anzi molto bene, diciamo, nel senso che non abbiamo ancora i dati statistici della chiusura dell'anno, ma posso già dirvi che insomma siamo in una crescita di circa il 3% rispetto al 2019, che il 2019 è stato l'anno, diciamo, pre-Covid ed è stato l'anno del record del turismo in Veneto. Quindi se tanto mi dà tanto e continuiamo così, no, in questi ultimi 2 mesi, e quindi avremo i dati statistici a gennaio-febbraio del prossimo anno, posso già sbilanciarmi a dire che molto probabilmente il 2023 sarà il nuovo anno dei record in Regione Veneto per quanto riguarda le presenze turistiche. E credo che ci sia questa novità negli ultimi anni in cui il litorale si risveglia anche durante la stagione invernale. È successo qualcosa, un meccanismo virtuoso, immagino. Certo. Beh, diciamo che un grazie innanzitutto anche a tutti gli albergatori, ristoratori, a tutto il mondo del turismo, gli operatori che hanno capito che è importante destagionalizzare, come si dice, no? Cioè allungare la stagione soprattutto al mare, non pensare solo all'estate ma anche all'inverno. E non è il caso che ci sono tante attività anche legate al periodo natalizio, no? E quindi feste, fiere, Sand Nativity, che è un'esperienza particolare che Jesolo ha creato proprio, no? Creando questi presepi di sabbia che attirano molte persone anche d'inverno. E quindi insomma abbiamo un turismo ormai a 360 gradi in tutto il Veneto e anche, diciamo, a Jesolo e nella costa veneta. Quindi ci sono tutte le premesse per piantare delle radici profonde per il 2024, ovviamente problemi geopolitici a parte, ma questi purtroppo non possiamo prevederli. Dicevi appunto del Sand Nativity, mi hanno detto che l'anno scorso ha portato qui a Jesolo, d'inverno, quindi a dicembre, 150.000 visitatori. Peraltro è anche un'iniziativa benefica perché l'offerta è libera, certo, e si raccolgono dei fondi per la beneficenza. Quindi il Veneto si conferma la regione più turistica d'Italia, possiamo dirlo, eh? Assolutamente sì, oltre 70 milioni di presenze turistiche, 18 miliardi di fatturato, siamo in crescita, anche se devo dire la verità, io ultimamente sto puntando più che sui numeri, che sono già molto elevati, sulla qualità del turismo e dei turisti che devono venire al nostro territorio, ed è importante da questo punto di vista che anche gli operatori capiscano che il salto che dobbiamo fare è sulla qualità dei servizi. Noi non possiamo essere competitivi sul prezzo con tutti, no? Sappiamo che insomma ci sono delle località in giro per il mondo che probabilmente costano meno di noi, però hanno anche meno servizi di noi. Certo. Ecco, io punto sempre in una costa che intanto è la più lunga e più inclusiva d'Italia, perché noi puntiamo molto anche sull'accessibilità, quindi qua noi diamo servizio non solo ai normodotati ma anche alle persone che hanno delle disabilità. Pensiamo anche al turismo sanitario, se ci sono delle persone che hanno delle difficoltà, proprio a Jesolo abbiamo un ospedale che è in spiaggia e questa non è una cosa di poco conto. Il tema della sicurezza anche alimentare, quindi mangiare bene e bere bene e di qualità. Ecco, insomma, ci sono tante componenti sul turismo che ci fanno aumentare quella che è l'asticella della qualità e quindi al di là dei numeri noi vogliamo puntare molto anche sulla qualità del turismo. Se tu rimani con noi ancora qualche minuto, io direi di chiudere questo momento del nostro viaggio con un bel brindisi insieme anche alle proprietà. Assolutamente. Un brindisi di qualità. Di qualità. Sì. Buongiorno, benvenuto all'Hotel Nettuno, prego. Buongiorno, devo consegnare questo pacchetto
Daniele Marcassa. Ah, sì, è qui che l'aspetta. Grazie, Prego. la ringrazio. Ehi, ciao Lele. Mamma Furio! Ciao. Che piacere, Furio! È per tutta Jesolo che ti sto cercando da stamattina, Cristo. Come mai? Perché è Natale, è tempo di regali ed è un pensierino per te, per voi, per la vostra trasmissione. Ma no. È una cosa inerente, apri e guarda. Ci sediamo? Certo. Scarto? Scarta. Ma pensa un po' che... Cioè, ma ci siamo visti un paio di volte con Furio, perché è un grande esperto, appassionato di storie belliche, cioè sa tutto sostanzialmente, ma no, un regalo non serviva però, È un pensierino, però è inerente alla tua trasmissione, alla vostra trasmissione. Se riesco ad aprirla, Furio. Apro? Apri. Ma no, ho già capito, non ci credo. No, una racola. Sì, questa è una racola militare, quindi una racola in grigio-verde, diciamo, dotazione dell'esercito britannico della Prima Guerra Mondiale, e anche datata sul manico, come vedrai, 1918. E questa in inglese si chiama gas rattle, quindi sonaglio per i gas, e serviva ad avvisare i militari nelle trincee, quindi nel fronte francese, diciamo, da parte dei soldati inglesi, di indossare la maschera antigas. Quindi era un allarme sonoro che serviva a questo, e altro non è che un richiamo che usavamo anche noi in Italia per di dimensioni più piccole, per andare a uccellini ad altro, no? Quindi la raccoletta, no? Il cui nome racola deriva dalla racola, che è la raganella, insomma, no? Quindi dal gracidare delle raganelle. Furio, questo è uno strumento davvero prezioso. In questo caso era usato in tempo di guerra, invece noi lo usiamo in tempo di festa. Sentiamo il suono? Certamente. E anche dall'altra parte, vero? E anche alla rovescia. Furio, grazie. Grazie a voi. Se sei d'accordo, facciamo un brindisi di sopra al ristorante Nettuno tutti insieme. Molto volentieri. Fantastico, grazie Furio, grazie. Ragazzi, facciamo un bel brindisi tutti insieme, con Federico Caner, con Furio e Michele Fontebasso, in rappresentanza della famiglia Fontebasso che ci ha ospitato qui al Nettuno. E lo facciamo con un ottimo prosecco superiore di OCG Conegliano, Le Manzane. Allora a tutti voi, buon Natale! Evviva! In certi momenti penso alla bellezza e penso al mare d'inverno, una giornata fredda come questa, e penso che questo mare custodisca le mie idee più profonde, le mie speranze, i miei sogni, e forse questo mare custodisce la mia anima.
La pineta di Jesolo, caro Lele. Mi ricordo quando ero ragazzo. È questo panorama che ormai ci sembra quasi normale, quasi banale. In realtà perdiamo così l'importanza di questi alberi che storicamente sono veramente fondamentali. I pini, dici? I pini. Attenzione, tutti sbagliano perché Marittimo. No, sbagliato. La maggior parte di questi pini sono pini domestici, non marittimi. Ci sono anche pini marittimi. La peculiarità qual è? È che noi li troviamo qui lungo il litorale, lungo tutti i litorali d'Italia, ma in realtà non sono realmente nel loro ambiente. Ormai sì, perché venivano usati dal 1700 come barriera naturale per l'area salmastra per le coltivazioni imminenti. Quindi una difesa. Una difesa. Per ti do una dritta? Attendo. Per distinguere un pino marittimo da un pino domestico, basta che guardi le pigne, la pigna del pino domestico, pino italico, pino da pinoli, è bella cicciona, grossa. Quella del pino marittimo è più affusolata. Quindi più piccola? Più affusolata, più fina. È diversa comunque. Sì, comunque si vede chiaramente la quindi differenza. Pino marittimo e pino domestico. Sei felice? Sì. Benissimo. Io ora, come sempre, mi scuso, è arrivato il momento del mio ascolto dell'albero. E allora io vado ad ascoltare il mare? Tu vai ad ascoltare il mare, io vado ad ascoltare il mio albero. Pino, domestico. Marittimo? No, domestico. Sì. Okay. No, dipende. Pensate, una curiosità, veniva seccata la sua resina, ridotta in polvere e usata per lubrificare gli archetti degli strumenti ad arco, dai violini ai contrabbassi, ma soprattutto detto l'albero del ballerine perché la resina veniva usata per non far scivolare appunto le scarpette delle ballerine. Quest'albero ora continuerà a donarmi racconti. E per questo ora lo abbraccerò, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. Hai visto Lele? Mamma mia. Bello. Sì. E arrivano addirittura da tutta Italia, guarda qui. Perbacco! Torrone di Tonara, è famosissima in Sardegna. Buonasera. Lele, piacere. Salve, Ivorallo, molto piacere. Mi piacciono i prodotti sardi. Che ci fate qua, Sergio? Abbiamo il torrone sardo, i nostri prodotti sardi di nicchia. Come vedete noi produciamo torrone sardo e altri prodotti peculiari. Un'antica tradizione, io sono uno dei torronai più vecchi di Tonara. Vecchi non tanto. Vecchi per modo di dire. Noi siamo la quarta generazione, c'è mio figlio che è della quinta generazione, produciamo il torrone sardo fatto solo con i prodotti sardi, col miele sardo di Tonara e lo produciamo noi. Siete nel cuore della Sardegna. Esatto, proprio. al centro della Sardegna. Non solo torrone però. No, avete altre cose. abbiamo anche altri prodotti sardi, però noi come famiglia produciamo solo torroni e dolci sardi e il miele. E poi portiamo anche qui in Veneto, a Jesolo, una bellissima città,
portiamo anche i prodotti sardi della nostra zona. Ci saluti in sardo che noi continuiamo? Aiù, quello. Aiù. A nosibiri si dice veramente, vuol dire arrivederci. E buon Natale. Certo, e auguroni e mi raccomando buone feste a tutti. Grazie, auguroni Sergio. a tutti quanti. Grazie Sergio. Buona permanenza e buona serata a tutti. Buonissimo. Grazie. Grazie. Statevi bene. Caro Lele Marcassa, hai freddo? Abbastanza. Ho la soluzione per te. Spero. Ti porta a bere il miglior vin Ma brûlé dai. della contea. Ta-ta! Speriamo. Prego. Ma fatalità. Casualità, Dove siamo? Casetta Be-Live. Eccoci Casetta qua. Be-Live. Ciao, ragazzi. Guarda Gigi. Ciao, Lele. Gigi umano. Ti vedo un po' infreddolito. Sì. Guarda, casualmente Casualmente. ho il miglior vin brûlé della contea. Della contea. Sì, con tutte le perché è tradizione, questa è pura tradizione. Grazie. Anche le palme un po' meno, però Gesù Bambino è nato in mezzo alle palme. E io bevo il vin brûlé. Cin cin col vin Grazie, brûlé. Gigi. E a voi, Grazie, come Gigi. sempre. Qua ci starebbe anche, è caldo, vin brûlé. Spezie, frutta della tradizione veneta. A chilometro zero. Chilometro zero. Dici? Buon Natale. Buon Natale. Potremmo fare la canzoncina di Natale qua? No? Ma dai. Sì, dai. Sarebbe bello. Intanto beviamo, Viva Jesolo! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Savion. Grande Lele. Sei d'accordo se finiamo questo viaggio? D'accordissimo! Evviva! Ivo Gallo, Dimmi Lele Marcassa. sei contento? Contentissimo! Siamo tornati all'interno del padiglione dello Jesolo Sand Nativity, dove chiudiamo questa nostra piccola avventura natalizia. E come diceva Borges, nulla è costruito sulla pietra, tutto è costruito sulla sabbia, ma dobbiamo costruire come se la sabbia fosse pietra. Da Ivo Gallo, Ma soprattutto da Lele Marcassa. davvero tanti auguri di buone feste. Se vorrete, ci vediamo ancora alla prossima puntata. Ciao a tutti e grazie! Che bel Natale, a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guidi sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, mi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il cuor farà 3000 capriole. Astro del cielo, argol divino, dite agnello. Buon Natale e buone feste per questo fine 2023. Vi auguro di riuscire a passare dei bellissimi giorni in serenità e venite a visitare i presepi di sabbia a Jesolo e anche ad Assisi. Da Jesolo, buon Natale a tutti. A nome dell'amministrazione comunale e dell'intera città di Jesolo, buone feste e buon Natale. Eccoci! Pier Giorgio! Margherita! Marco! Il regista Claudio Polotto! Stefano! Da tutta la troupe della Nacola! Buon Natale! Pace